oggi nel pomeriggio facciamo un po' più sul serio, perché in palio ci sono appunto i posti per la finalissima scudetto, prima semifinale che mette di fronte Benevento e Bergamo, con la sovrapposizione, la palla che poi arriva nel cuore dell'area di rigore. Occhio alla conclusione, e c'è il gol subito di Bergamo che sblocca la partita. Passato meno di un minuto, esattamente come nella semifinale di Coppa tra Bari e Foggia, segna Bergamo 1-0. Qui recupera però palla Bergamo, attenzione, ingresso in area, conclusione di Destro che si impenna sopra la traversa, sfiora il gol ancora Bergamo, della strega, della squadra di Benevento, che ricordo militare in Serie C. Intanto questa conclusione che esce veramente di poco, questo pallonetto, la partita. Intanto recupera ancora un pallone, c'è la conclusione che si stampa sul palo, e ancora ad un passo dal raddoppio Bergamo. In avanti il controllo, alla fine ancora Bergamo che riconquista il pallone, conclusione, palla che si perde fuori di pochissimo, ancora vicino al 2-0. Poi recupera, prova a recuperare ancora Bergamo con la palla giocata sulla sinistra, occhio all'inserimento in area, conclusione che si perde in fondo al sacco, il gol del 2-0, Bergamo che allunga nel punteggio ai danni di Pizzi. Ancora però Benevento in avanti, sussulto d'orgoglio dei campani con questa conclusione che viene alzata in calcio d'angolo da Tacchini, ci ha provato Di Iorio. Opportunità Benevento, pallone messo in mezzo, l'inserimento vincente, palla che rimane lì in area, non riesce a calciare, poi altro tentativo sopra la traversa, ancora recupero però da parte delle numero 21 Marchesi, Facchinetti, scucchiaia, Marchesi, controllo, guarda in area, mette in mezzo, c'è la deviazione ancora Facchinetti che calcia al volo, e 3-0 Bergamo sul velluto, i campioni in carica ancora con Facchinetti a bersaglio. Il controllo da parte di Crotti, poi palla in verticale, posizione giudicata regolare, messo a sedere Massa, e il gol del 4-0 allunga sempre di più Bergamo che cala il poker. Marchesi per vie centrali, poi la palla ancora in verticale, posizione regolare ancora Mazzucotelli, questa volta se lo divora. Tanto Iarrobino, palla per Verdino, carica il sinistro, non perfetto qui Tacchini che comunque arriva in due tempi. Ancora Verdino, si è fatto quasi tutto il campo, inizia anche a guardare la porta, la cerca col sinistro e la parata di Tacchini sulla traversa. Gestisce con calma Bergamo, l'arbitro pone fine alla partita anche con qualche minuto di anticipo, e allora è Bergamo, indiscutibilmente Bergamo, la prima finalista per lo scudetto dei commercialisti e degli esperti contabili, battuta Benevento 5-0.